Assessore Sancasciani, buongiorno, un inizio dell'anno dedicato alla cultura, però verso i giovani, donazioni a ragazzi delle scuole medie e delle superiori. Allora, all'inizio dell'anno si comincia con le scuole medie, a fine mese avremo quelle delle superiori, però è anche vero che bisogna ricordare chi l'ha fatto questo premio. Cioè queste due persone, Tiziana Castagnaio, per anni hanno pensato, sono state fuori a lavorare e per anni hanno pensato a premiare gente di Tiziana Castagnaio, vuol dire che nel cuore c'hanno il nostro paese e che comunque la cultura ancora premia. È una cosa che a me un po' emoziona, devo dire la verità, perché pensare che persone che non hanno poi in realtà studiato, sono state con la cultura nel cuore e nel sangue, mi emoziona un po' e sono molto contenta di tutte queste cose che mi stanno succedendo. Per la prima volta assessore a Castagnaio e questa è la prima volta di questo premio che la famiglia di Maria Capocchi ha voluto dedicare. È la prima edizione del premio Maria Capocchi. Ora il prossimo appuntamento il 28 gennaio con l'altro premio Tullio Guidotti. Con ragazzi più grandi e anche quello sarà di soddisfazione.